1029 oggi, di cui 250 a Padova. Padova guida ancora purtroppo questa classifica, questa graduatoria, quindi veramente l'appello è di porre veramente molta attenzione. Sono 2.912 casi attualmente positivi nella provincia di Padova, il dato peggiore di tutto il Veneto. Preoccupa la crescita dei contagi in città, che si traduce anche in un aumento dei ricoveri, non solo nei reparti di malattia infettiva, ma anche nelle terapie intensive. Su 57 persone ricoverate in terapia intensiva nel Veneto, purtroppo 20 sono ricoverate a Padova, nella provincia di Padova, negli ospedali della provincia di Padova, e di queste 20, 12 sono in azienda ospedaliera. Quindi Padova è passata dalla fascia F1 alla fascia F2, che ci porta fino alla possibilità di contare su 34 posti in terapia intensiva in provincia di Padova. Importante fare la prima dose per chi ancora non si fosse vaccinato, l'accesso è libero, o per le categorie di fragili e anziani prenotare la terza dose booster da fare 6 mesi dopo la somministrazione della seconda dose. Adesso si sta aprendo anche dai 40 anni in su, quindi approfittiamo veramente di questa opportunità. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera accoglie con soddisfazione le limitazioni imposte dalla prefettura ai cortei no pass. Assolutamente sì, sottolineavo il fatto che la spiegazione ai numeri che si stanno appunto vedendo di aumento dei casi positivi sono legati il virus circola e questo lo sappiamo, ma perché prende? Dove prende? Prende negli assembramenti, prende nel distanziamento sociale non rispettato, nel non uso della mascherina, appunto nella non vaccinazione. Quindi effettivamente ridurre gli assembramenti e ancora una volta l'invito ad essere molto attenti ai comportamenti individuali è assolutamente fondamentale. Si gira per Padova la sera, insomma l'happy hour per me non è che sia proprio tanto happy hour.